Senza interventi strutturali che affrontino i problemi in profondità e non in maniera estemporanea, la sanità nuorese, ormai paralizzata dalla carenza di medici e infermieri, rischia il definitivo collasso. L'ultimo caso in ordine di tempo è quello del reparto di chirurgia del San Francesco, chiuso per qualche giorno per mancanza di medici in servizio. Un'emergenza nelle emergenze risolta col trasferimento d'urgenza di medici da altri ospedali, ma sono tante le difficoltà che quotidianamente devono affrontare i cittadini. Per dire basta alle promesse e chiedere un intervento definitivo che ridia speranza di potersi curare in maniera appropriata anche ai cittadini delle zone interne, stamattina a Nuoro, presso i giardini di Piazza Vittorio Emanuele, si è svolta una grande manifestazione promossa dall'Associazione Vivere a Colori, che ha chiamato a raccolta istituzioni, associazioni, sindacati, cittadini, studenti, tutti uniti nel chiedere al governo e alla giunta regionale di affrontare il dossier sanità nuorese. A prendere la parola Marilena Pintore, presidente dell'associazione, che ha sottolineato i punti irrinunciabili della battaglia per la salute. Un minuto di silenzio ha richiamato tutti ad una riflessione su un diritto costituzionale che, specie dopo l'emergenza Covid, fatica a essere garantito. Al microfono sono alternati i rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Tutti hanno ribadito la richiesta di interventi immediati e decisivi. È stato invocato l'intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche del Presidente della Regione Cristian Solinas, e poi la convocazione di un Consiglio regionale straordinario a Nuoro per affrontare l'emergenza sanità.